Buonasera dalla redazione del TG10, stabili i contagi in Italia, 5.400, 300 in meno circa di ieri, ma con 28.000 tamponi in meno eseguiti, 30 le persone in più in terapia intensiva e questa è una brutta notizia. In Calabria più 35 nel bollettino regionale, spiccano alcuni nuovi casi a Cosenza, ma è sempre il Regino a preoccupare di più. Ma vediamo il quadro generale nel bollettino. In Calabria, ad oggi, sono stati sottoposti a test 220.526 soggetti, per un totale di 222.632 tamponi eseguiti. Allo stesso soggetto possono essere effettuati più test. Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.291, più 35 rispetto a ieri. Quelle negative, 218.235. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro i casi attivi sono 88, 17 in reparto, 1 in terapia intensiva, 70 in isolamento domiciliare. I casi chiusi 278, 245 guariti e 33 deceduti. A Cosenza i casi attivi sono 151, 10 in reparto, 141 in isolamento domiciliare, i casi chiusi 553, 517 guariti, 36 deceduti. A Reggio Calabria i casi attivi sono 268, 12 in reparto, 256 in isolamento domiciliare, i casi chiusi 373, 352 guariti, 21 deceduti. A Crotone i casi attivi sono 7 in isolamento domiciliare, i casi chiusi 146, 140 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia i casi attivi sono 29, 2 in reparto, 27 in isolamento domiciliare, i casi chiusi 99, 93 guariti e 6 deceduti. Da altra regione o stato estero i casi attivi sono 187 in isolamento domiciliare, i casi chiusi 112, 111 guariti, un deceduto. È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente, i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 17, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoveri presso l'azienda ospedaliera di Cosenza sono 10. Di questi, 3 sono non residenti. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I ricoveri dell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria sono 12. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. I casi confermati oggi sono così suddivisi. A Cosenza 10, di cui 7 riconducibili a focolai noti. 1 è un caso da rientro e 2 con indagine epidemiologica in corso. A Catanzaro 5, a Crotone 0, a Vibo Valentia 0, a Reggio Calabria 20. Dall'ultima rilevazione, le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 404. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. E fra i casi rilevati a Cosenza c'è quello che riguarda un dipendente della Coop Service, una ditta che si occupa del servizio di pulizia e assistenza all'interno dell'Annunziata. È stata avviata l'indagine epidemiologica, sono stati già effettuati 50 tamponi, nel primo pomeriggio i primi 8 risultati sono stati negativi, i numeri in aumento nel Regino e ci sono contagi anche che riguardano un'area container e preoccupano per i contatti con la tendopoli di Rosarno. Il punto del servizio. C'è un operatore della Coop Service risultato positivo al Covid-19 a Cosenza. L'uomo si è presentato in ospedale con i sintomi tipici del coronavirus e è stato sottoposto a tampone prima di essere ricoverato nel reparto di malattie infettive. La circostanza ha fatto scattare l'indagine epidemiologica da parte della task force dell'ASP di Cosenza e decine di soggetti, tra i colleghi e i contatti del soggetto positivo, saranno sottoposti al test nasofaringeo. Questa mattina ne sono stati già eseguiti 50. La Coop Service si occupa del servizio di pulizia e assistenza all'interno dell'ospedale dell'Annunziata. Preoccupa dunque il fatto che uno o più soggetti positivi, nella peggiore delle ipotesi, possano aver avuto contatti con medici, paramedici e pazienti all'interno dell'ospedale. I locali frequentati dall'uomo sono già stati sottoposti a sanificazione. Decine di casi di positività sono stati registrati nel Regino, molti sono riconducibili a focolai già individuati. Non ci sono nuove positività all'interno del convitto Tommaso Campanella, dove il contagio si è fermato al momento a 9 studenti, un collaboratore scolastico e un docente. Salgono invece i contagi a Sinopoli e Santa Eufemia, con una propagine a Bagnara Calabra, didattica a distanza in un liceo interessato e stop al mercato domenicale.
Allarme nell'area container di Contrada Testa dell'Acqua a Rosarno, una ventina i soggetti contagiati tra i 100 che vivono all'interno del campo. Molto probabile che il numero aumenti nelle prossime ore, anche perché i soggetti positivi hanno avuto contatti anche con i migranti che vivono nella tendopoli e perché un soggetto risulta irreperibile, al contrario di altri già rintracciati e isolati dalle forze dell'ordine che presidiano l'area H24. Non si è esaurito il focolaio scoppiato nella comarca di Catanzaro. 2 nuovi casi che sarebbero collegati sono emersi a Gimigliano. Si tratta di una coppia di anziani. A Crotone è risultato positivo un soggetto che aveva avuto contatti con l'infermiera contagiata e isolata nei giorni scorsi. Sul Tirreno Cosentino 2 casi riguardano Scalea, uno San Nicolarcella e uno Diamante, ma si tratta di una persona che proviene da fuori regione. Sul Tirreno Cosentino caso di rientro a Rossano, un giovane tornato da Napoli, e nuovo contagio a Cassano di una giovane rientrata da Tirana. Intanto lo screening in corso in ospedale continuerà anche domani, saranno effettuati 180 tamponi nell'ambito dell'indagine sul caso Coop Service per un caso di rientro emerso nell'area di Vie Popili a Cosenza, controlli anche in tribunale dopo l'emersione della positività di un avvocato e per i contatti di un caso legato ad una casa di cura. Dicevamo nel servizio della situazione a Cassano, la ritrovata positività di una persona tornata da Tirana ha fatto scattare l'allarme in una scuola perché per precauzione il sindaco Papasso ha deciso di chiudere momentaneamente la scuola e poi il sindaco ci fa un resoconto anche della situazione sul territorio della Sibaritide. Sentiamo. Sindaco, si registra un nuovo caso nel territorio di Cassano e avete preso le dovute cautele. È accaduto con una nostra concittadina, una ragazza che studia a Tirana, è rientrata, si è sottoposta a tampone e il tampone ha dato esito positivo. Ovviamente immediatamente abbiamo disposto la quarantena per l'intero nucleo familiare. È accaduto che la mamma della ragazza insegna e docente presso gli istituti superiori di Cassano e io a scopo prettamente precauzionale ho chiuso la scuola per 2 giorni per consentire, ho chiesto alla provincia e alla scuola stessa di procedere alla sanificazione e ho chiesto agli organi sanitari anche di sottoporre a tampone la signora, cosa che avverrà domani. Noi dall'inizio del Covid abbiamo avviato un procedimento assolutamente rigido per la tutela dei cittadini, della salute dei cittadini e i risultati sono molto molto soddisfacenti per il comune di Cassano. È ovvio, non è una decisione, un'ordinanza che ho firmato facilmente perché si tratta di interrompere le lezioni scolastiche per centinaia di ragazzi, però dinanzi alla tutela della salute, in via, ripeto, del tutto precauzionale, ho inteso fare questo e l'ho fatto in scienza e coscienza. Ripeto, l'obiettivo è quello di tutelare la salute della mia città. In questo momento ci sono 11 soggetti positivi a Cassano, di cui 9 presso il loro domicilio e 2 invece ricoverati. Sì, noi abbiamo avuto il caso di una signora che è rientrata da fuori regione a Sibari, era soltanto lei positiva, poi si è aggiunto il figlio e ieri il marito. La signora e il figlio sono ricoverati presso l'ospedale civile di Cosenza. Mentre c'è un nucleo nel centro storico di Cassano via Gennaro Serra, si tratta di alcuni ragazzi bengalesi che praticamente si stanno positivizzando e negativizzando a vicenda. Ieri abbiamo fatto controllare 2, uno dei 2 è risultato positivo, l'altro ha il secondo tampone negativo, quindi già domani potrà partire e raggiungere la sua destinazione. Stiamo monitorando con grande senso di responsabilità e scrupolosità ogni caso che nasce e che accade sul nostro territorio, però vorrei ricordare che il comune di Cassano Ionio è un comune molto vasto, 155 km quadrati, 4 centri abitati, poi ci sono le zone di campagna. Gestire e controllare non è semplice, monitorare non è assolutamente semplice, però lo stiamo facendo con la collaborazione ovviamente della polizia locale, delle forze dell'ordine e devo dire con la collaborazione dell'intera città. Noi siamo un comune che a 7 km di costa abbiamo ospitato nel corso dell'estate tantissima gente, tutto ha funzionato liscio, regolare, non ci sono stati casi in piena estate, tranne questi che riguardano questo nucleo di ragazzi extracomunitari che comunque
stiamo tenendo sotto stretta osservanza e monitorando con grande senso di scrupolosità. Dunque questa situazione a Cassano, diamo uno sguardo ai numeri italiani. Ci sono le regioni come la Lombardia che hanno un incremento molto elevato con più di 1000 casi ma su 10 milioni di abitanti, poi la Campania con 633, la Toscana 517, il Veneto 438, il Piemonte 409, il Lazio 371, anche la Sardegna ha un incremento nell'ordine delle centinaia e cresce anche l'incremento in Basilicata, piccola regione che era stata quasi immune. L'immunità non esiste, i contagi crescono, i numeri calabresi dicono 68 ieri, 35 oggi, non sono al momento preoccupanti ma sono da guardare con attenzione. Il fenomeno è da tenere sotto controllo, noi ne abbiamo parlato con il presidente della Società Italiana di Virologia, Arnaldo Caruso. L'aumento dei positivi al Covid-19 preoccupa anche in Calabria. Secondo gli esperti, tuttavia, gli attuali contagi non sono così gravi come all'inizio della pandemia, ma quando il virus colpisce persone fragili e anziane fa ancora male. Ma cosa aspettarci per i prossimi mesi? Possiamo immaginare che l'epidemia cresca perché è un'epidemia stagionale, l'ha dimostrato completamente il virus, è scomparso quasi durante il periodo estivo, si ripresenta inizialmente con piccoli numeri a settembre, poi crescerà a ottobre, poi sarà il picco come sempre intorno a novembre-dicembre, gennaio. Quindi dobbiamo aspettarci un picco che cresce e quanto crescerà sarà essenzialmente nostra responsabilità, di ognuno di noi, di ogni cittadino. È inutile fare leggi, restrizioni altro, bisogna che siamo noi in prima persona a prenderci questa cura di proteggerci e proteggere gli altri. Quindi quel che succederà sarà principalmente opera nostra. Se avanzerà molto e velocemente perché avremo preso poche precauzioni, se invece riusciremo a contenerlo e sarà un'infezione che ci porterà tranquilli fino al prossimo anno, sarà sempre merito nostro. Non bisogna dunque abbassare la guardia, si attende il vaccino, ma i tempi sono ancora lunghi. Quando ci sono dei proclami che vanno contro i tempi della ricerca scientifica, quella rigorosa, quella seria, e non va mai bene, quindi il vaccino doveva essere già pronto ad agosto, poi a settembre, poi a ottobre, adesso come io prevedevo, se ci sarà un vaccino verrà nella fine del 2021 a patto che dimostri efficacia, oltre che a sicurezza, perché sono i due requisiti importantissimi per avere una vaccinazione di massa, altrimenti si rischia grosso e nessuno di noi è disposto a rischiare. Intanto la ricerca va avanti, ci sono allo studio nuovi farmaci per combattere il virus come il metotrexate. L'idea è venuta a due mie colleghe di Milano Bicocca, delle prestigiose colleghe dal punto di vista delle conoscenze farmacologiche, la professoressa Messa e la professoressa Alberghina. Loro mi hanno contattato dicendo che avevano idea che questo farmaco, proprio perché era in grado di bloccare la cellula, quindi di non favorirne la crescita e il metabolismo, poteva bloccare anche il virus che ha bisogno di questo metabolismo sempre attivo per crescere. Bloccando la cellula nel suo metabolismo il virus non replica e poi in definitiva muore. E quindi io ho accolto questo invito perché ne ho condiviso la bontà dell'idea, ho svolto tutto insieme ai miei collaboratori, tutta la parte sperimentale nel nostro laboratorio di Brescia ed effettivamente il farmaco come era previsto che facesse blocca completamente la replicazione del SARS-CoV-2. Lui agisce sulla cellula e non sul virus, quindi sulla cellula infetta, non sul virus. Quindi se un domani il virus mutasse per qualsivoglia motivo, sarebbe sempre sensibile all'azione antivirale di questo farmaco perché non esercitata sul virus ma sulla cellula che la ospita. Buone notizie, naturalmente però servono i tempi della ricerca, così come per i vaccini. Cambiamo argomento, 7 sbarchi in 8 giorni sulle coste calabresi, l'ultimo in ordine di tempo alle prime luci dell'alba oggi, in 57 sono arrivati al porto di Giorgocella Ionica.
Questi i migranti giunti alle prime luci dell'alba nel porto di Roccella Ionica. Si tratta di 57 tra iraniani e iracheni, tra loro 3 donne e 18 minori, di cui 9 non accompagnati. I migranti si trovavano a bordo di una barca a vela lunga una quindicina di metri, intercettata al largo della costa ionica dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Dopo lo sbarco, come è da prassi in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, sono stati sottoposti a tampone rinofaringeo in attesa di essere trasferiti in strutture più adeguate sia dal punto di vista logistico sia sanitario. I migranti sono stati momentaneamente sistemati in una struttura pubblica messa a disposizione dal comune di Roccella Ionica, e questo il 7° sbarco sulle coste calabresi in appena 8 giorni, un esodo di massa senza precedenti. Notizia di cronaca: arrestato a Barcellona Vittorio Raso, 41 anni, considerato un esponente di spicco della 'ndrangheta calabrese radicata a Torino. Raso era latitante dal 2018 in seguito a una condanna di primo grado a 20 anni per traffico internazionale di droga. E adesso andiamo a Rende per il murales realizzato dallo street art più quotato del momento, Iorit, sulla facciata del Palazzetto dello Sport. Ecco lo street artist Ciro Cerullo, noto con il nome di Iorit, mentre realizza il murales sulla facciata del Palazzetto dello Sport di Rende. L'opera prende forma e ritrae un'immagine divenuta icona del Novecento, simbolo della lotta alla discriminazione razziale negli Stati Uniti. Il pugno alzato di Tommy Smith e John Carlos alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, durante la premiazione della gara dei 200 metri, vinta da Smith col tempo record 19 primi e 83 secondi. Ed è proprio questo il titolo del murales, 1983, una live performance, quella dello street artist più quotato del momento, che affascina e incuriosisce. Un'opera d'arte simbolo di una città da sempre votata all'accoglienza e alla condivisione di saperi e culture, ha sottolineato il sindaco Manna, che punta proprio sulla cultura quale veicolo privilegiato per il rilancio di una nuova economia più sostenibile e aperta ai mutamenti di questo particolare periodo storico. Si riparte dall'arte dunque per rendere opere in movimento anche gli edifici urbani. Restiamo a Rende, visitiamo insieme Geni Comuni, mostra in corso presso il Museo del Presente, da Andy Warhol a 65 artisti nazionali, anche calabresi. Geni Comuni è la mostra evento nazionale di pittura, scultura e fotografia in corso al Museo del Presente di Rende. Giunta alla sua 7ª edizione, dopo aver fatto registrare più di 10.000 presenze, si è adeguata alle regole anti-Covid, ma sta riscuotendo comunque un ottimo successo di pubblico. Forse l'edizione più difficile di queste 7, questa è la 7ª edizione, abbiamo inaugurato il 28, nonostante ciò forse la vita continua. E quindi la gente ha voglia con l'arte anche di uscire un attimo da questo momento mentalmente difficile. Siamo riusciti a fare un'ottima presenza nell'inaugurazione, abbiamo un flusso continuo di visitatori, anche perché abbiamo delle opere importanti dietro qui, insomma abbiamo una delle tante, Andy Warhol, che invito tutti a venire a vedere gratuitamente, sottolineo questa cosa perché è ingresso totalmente gratuito, insieme ad altri 65 artisti da tutta Italia qui al Museo del Presente. Andy Warhol, Marco Lodola, Mimmo Rotella e altri artisti di fama internazionale. Opere che richiamano l'attenzione degli appassionati che hanno l'occasione di scoprire 65 artisti che espongono nella mostra. In questa sezione dedicata ai geni del Novecento abbiamo Rotella, abbiamo Bonalumi, c'è Mark Costabi, Lodola, Roy Lichtenstein e in più, ripeto, senza sminuire, abbiamo 65 artisti da tutta Italia dove ci sono delle bellissime opere. Non voglio svelare nulla perché vorrei che tanta gente continuasse fino al 16 a venire a vedere la mostra dal vivo, perché è una cosa veramente bella. Nel Castello Aragonese di Castrovillari la cerimonia di premiazione del premio Ronzinante, riconoscimenti ai migliori illustratori italiani under 35. Premio Ronzinante 2020 a Maddalena Pavanello. Per me questo premio è una possibilità di poter iniziare a fare un primo lavoro in quello che è, spero, una delle cose che mi accompagnerà per i prossimi anni, quindi l'illustrazione. Premio Migliore Illustratrice Calabrese ad Alessia Moretti. È una grande soddisfazione per diversi motivi, perché io ovviamente sono calabrese e ho studiato tanto fuori,
Conosco il mondo dell'illustrazione, ho partecipato a diversi concorsi sempre fuori, quindi per me questa è una soddisfazione a livello personale ma anche a livello proprio collettivo. Un grande evento proprio in un ambito che io conosco da tempo ma che non ho mai vissuto, non ho mai potuto vivere qui nella mia terra. Le segnalazioni sono state fatte da Francesco Filippini con la seguente motivazione: il lavoro di entrambe le tavole evidenzia una tecnica ed una capacità espressiva mature e raffinate. Sono felice particolarmente perché il premio Ronzinante, insomma, per la prima volta approda in Calabria, ha avuto già 3 edizioni in Emilia Romagna. È un premio che ormai, diciamo, è abbastanza conosciuto fra gli addetti ai lavori. Tenete presente che, insomma, partecipano sempre 40-50 illustratori da tutta Italia under 35. L'evento, organizzato dall'associazione Meno di un Terzo, direzione artistica di Francesco Gallo, celebra la 4ª edizione del premio Ronzinante, prima volta in Calabria, grazie al progetto finanziato dalla Regione Calabria con la fiaba di Re Pepe, inserita nella raccolta Fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi 100 anni e trascritte in lingua dai vari dialetti da Italo Calvino. E naturalmente questa mostra è il lavoro di selezione che è fatto da una giuria tecnica. Le tavole Re Pepe, una fiaba italiana inserite nel programma di primavera dei teatri, sono in visione presso il Castello Aragonese di Castrovillari, per poi spostarsi a Civita, Corigliano, Rossano e Belvedere. Adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Proprio in queste ore sta facendo il suo ingresso sul bacino del Mediterraneo un'intensa perturbazione alimentata da aria fredda di origine polare, che apporterà un deciso peggioramento del tempo nella giornata di lunedì, quando si verificheranno piogge diffuse su tutta la regione, come dimostra la mappa delle precipitazioni previste per le 24 ore di lunedì. Domani, sin dalle prime ore della notte, a cavallo con domenica, si verificheranno piogge diffuse su tutta la regione, probabilmente più intense e abbondanti sui versanti tirrenici, in particolare dell'Alto Tirreno Cosentino. Il cielo durante tutta la giornata si presenterà in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, anche se non sono da escludersi durante le ore centrali momentanee aperture. Temperature in deciso calo nei valori massimi a causa della copertura nuvolosa. Passiamo a mari e venti. Domani basso Tirreno molto mosso, in particolare dal pomeriggio sera, quando soffieranno venti da ovest moderati a tratti forti. Il resto del Tirreno sarà mosso, lo Ionio invece si presenterà poco mosso sotto costa e mosso addirittura molto mosso al largo, con venti che varieranno la loro direzione durante la giornata, ma che anche qui soffieranno in prevalenza dai quadranti occidentali moderati. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Finito in parità il derby giocato a Vibo, all'Razza di Vibo Valencia, fra Vibonese e Catanzaro, 0-0 il risultato, Catanzaro che ha chiuso i 10 uomini per l'espulsione di Martinelli. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.